Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su RC Radio. Ecco professore, a lei adesso raccontarci un po' la sua vita. Per noi è importante. Le faccio un piccolo bio sketch per sommi capi. Ho fatto il liceo, il ginnasio a Conegliano, il liceo a Vittorio, perché non esisteva il liceo classico a Conegliano all'epoca, quindi ho una formazione classica. Ho fatto i miei 8 anni di latino, i 5 di greco e 3 di filosofia. In che anni questo? Non per sapere la sua età, ma lei ha detto ieri che 35 anni che è andato via da Conegliano. Ho finito il liceo nel 68 e mi sono iscritto alla facoltà di medicina di Padova nel 68. Quindi anno caldo. I 68ini, sì. Fervevano un sacco di idee. Era il momento in cui nelle strade di Berlino, Parigi, Torino. Italia, Torino, c'era il movimento studentesco, c'era l'opera di Marcuse che veniva letta e ridivulgata, e c'erano un sacco di idee nuove che giravano nell'aria, e questo era il clima effervescente degli anni 68 in Italia, e che io mi ricordo molto bene, perché poi Padova è diventata immediatamente un centro di contrasti in strada ed in piazza e nelle assemblee studentesche, quindi non si poteva essere ciechi a quello che stava succedendo. Certo. Che poi sia successo o cambiato molto è un altro paio di maniche, però il desiderio di far cambiare le cose era palpabile, e quindi poi il corso di studi di medicina a Padova è durato i suoi 6 anni, in cui mi sono appassionato a diverse cose, la fisiologia del sistema nervoso, e poi sono approdato all'immunologia, che mi ha indirizzato in una nicchia di lavoro scientifico che non ho mai abbandonato. Quindi, ci racconti pure la sua esperienza in America. Finita l'università in Italia, sono stato assegnato per un periodo di formazione all'Hôpital Necker di Parigi, perché all'epoca si iniziavano a fare i trapianti d'organo a Padova, e quindi avrei dovuto diventare un esperto dell'aspetto clinico di questa nuova disciplina. Il centro di Parigi era il centro più rinomato in Europa, diretto dal professor Jean Burger, che era l'uomo che ha fatto il primo trapianto d'organo al mondo nel 1952, quindi è stata un'esperienza assolutamente incredibile di confrontarsi con persone che avevano già fatto girar pagina alla medicina, facendo capire che il trapianto d'organo era possibile, benché all'epoca fosse seguito da complicazioni immense, riscoprendo patologie che la gente aveva dimenticato e esistevano eventualmente come note nei testi di studio. Ed è lì che ho cominciato il viraggio è cominciato, perché poi l'idea, il piano iniziale di entrare all'Università di Padova è piano piano scemato, e mi sono un po' smarcato creandomi una nicchia nella patologia sperimentale, immunopatologia sperimentale, con modelli nell'animale, e da lì poi è stato una via senza ritorno. Poi da Parigi mi sono trasferito prima nella East Coast per un periodo di 18 mesi, dove sono riuscito a impostare il lavoro su un piano completamente nuovo. In effetti il primo lavoro pubblicato negli Stati Uniti è finito poi in tempi molto rapidi in un libro
scritto da Arthur Silverstein, uno storico della scienza e della scienza medica. Aveva scritto Storia dell'immunologia e io mi sono ritrovato il mio primo lavoro citato come una cosa nuova nel campo dell'immunologia, cosa che mi ha fatto molto onore, perché poi nel tempo uno si rende conto che essere primi in qualcosa non arriva tutti i giorni. Ecco Arturo, direi che una delle nostre grandi colpe è quella di lasciare andare le eccellenze del territorio via dall'Italia, di non far crescere le menti come quelle del professore in Italia ma fuori dall'Italia. Però io vedo che il professore ha mantenuto radicata la sua, pur vivendo da 35 anni mi sembra il professore in America, ha mantenuto radicata la sua presenza, la sua coniglianità, come si può dire, perché la famiglia era qui, perché la mamma era qui, perché lui, penso, è coniglianese doc. Sì, io ritengo che ogni paese debba cercare di sfruttare le sue potenzialità e le sue opportunità. Probabilmente si finisce per puntare su qualche cosa e tralasciarne altra. Stranamente la cosa che viene tralasciata è forse la formazione, la cultura, la possibilità di potersi inserire magari anche solo da semplici osservatori in determinate strutture. E i nostri giovani che hanno sicuramente, ritengo senza tema di smentita, preparazioni brillanti e sono menti brillanti, i ricercatori italiani sono a tutt'oggi ricercati e riconosciuti all'estero. Però nel nostro paese manchino di opportunità, nel senso che a loro viene richiesto un lavoro di secondo piano, non vengono mai portati davanti, non vengono mai magari messi in adeguata luce, oppure mancano proprio risorse perché si preferisce investire da un'altra parte piuttosto che nell'opportunità giovanile. E allora la gente va via, come capita a me fra qualche mese, fra qualche settimana che mi reco in un altro paese. Vabbè, ma fai un'esperienza nuova e poi torni qui, però, è bello, sì, bello. No, è vero, però diciamo, quello che lascia così forse un po' di amaro in bocca, ma non l'amaro, dà la soddisfazione, ma allo stesso tempo ti fa chiedere il perché, e dice, perché lì vogliono e qui no? Forse non è il caso del professor Zanetti, perché il professor Zanetti fece una scelta, forse all'epoca o si andava lì o non si poteva, non si poteva forse fare. Però poi alla fine se si decide di ritornare perché c'è la possibilità di poter applicare in toto e pienamente il lavoro per cui si è fatto. Ma lui è diventato famoso a livello mondiale, perciò penso che la sua voglia di vivere anche l'Italia faccia parte di portare a conoscenza della sua esperienza fatta all'estero, portarla anche in Italia. Ma lei, le faccio una domanda, professore. Lei era, da giovane, era un ribelle o era un secchione? In tutta onestà era un secchione, non era un ribelle. La ribellione l'ho avuta mentale, me la sono tenuta per me, perché ho sperimentato in tutte le direzioni, però ho sempre cercato di utilizzare il tempo a pieno, perché ero estremamente curioso e assetato di imparare le cose e onestamente, lo dico non per scoraggiare la gente, ma bisogna immagazzinare un sacco di idee che vengono dalla lettura, che vengono dalla sperimentazione, dai contatti con la gente, per arrivare a fare le prime sintesi che non si fanno a 20 anni. Le prime sintesi si fanno quando uno ha 30 anni, quando uno comincia a capire come funzionano le cose. Ricordiamoci che le connessioni del sistema nervoso dalla nascita si chiudono verso i 20 anni, quindi è impossibile avere la capacità di sintesi il momento in cui non abbiamo ancora finito di chiudere tutte le connessioni nervose a livello del sistema nervoso centrale. Cosa che invece i giovani non riescono a comprendere, o non riusciamo noi a fargliela comprendere. No, quello che è importante, che raccomando, è che ci sia
una completa apertura alle esperienze della vita, sia positive che negative. Certo. Perché francamente uno impara di più dalle esperienze negative che da quelle positive. Certo. Cioè uno deve sbattere il naso contro il muro. Beh, quella di ieri, quella di ieri penso sia stata un'esperienza positiva e noi possiamo farla vedere a tutti i nostri video, chiamiamoli video ascoltatori, sulla piattaforma di Veneto Globe. Perciò basta digitare, professore, anche lei quando torna in America, in qualsiasi punto del mondo lei si trovi, digita su Google Veneto Globe, viene fuori la pagina di Veneto Globe senza fare .com, www, basta Veneto Globe, viene fuori la pagina di Veneto Globe, entra dentro e va a cercare i 30 minuti con Bruno Zanetti piuttosto che altre trasmissioni che noi facciamo per divulgare le eccellenze del territorio in tutto il mondo, da quello che dà il territorio, in questo caso la nostra eccellenza è il Prosecco, e anche alla cultura, perché abbiamo, non dobbiamo farci insegnare a nessuno che cos'è la cultura, anche qui a Conegliano, l'arte, la cultura. E allora vogliamo divulgarla e basta digitare Veneto Globe e si vede tutto quello che noi riusciamo a far vedere. Posso fare una domanda? Sì, sì. Perché penso che ci sia una curiosità di fondo. Ieri durante il Civilitas, lo dico per gli ascoltatori, i videoascoltatori che non c'erano, il professore ha affascinato raccontando proprio della sua ricerca e delle possibilità che questa ricerca offre. Ce lo regala anche adesso? Sì, volentieri, perché sono i temi di grande attualità e a parte di questi temi sono anche elemento di ricerca nei laboratori italiani. Io da una ventina d'anni mi occupo allo studio dell'immunità nei confronti dei tumori e è un argomento complesso che è letteralmente esploso negli ultimi 3 o 4 anni, non grazie alle ricerche che ho fatto io, sfortunatamente, ma con apporti e contributi da laboratori sparsi un po' per gli Stati Uniti che hanno mostrato come il sistema immunitario sia in effetti un sistema in agguato ma incapace di attaccare perché è neutralizzato da forze interne che esistono a livello del tumore. La mia ricerca iniziale nel tumore è stata alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, avere identificato le proprietà immunogeniche di un enzima che sta in tutte le cellule tumorali, che è la trascrittasi inversa, che è un enzima che è fondamentalmente coinvolto nei processi di immortalità delle cellule. Quindi la cellula tumorale, per esistere e per durare e replicarsi, ha bisogno di un meccanismo che garantisca l'immortalità. E questo è garantito da questo enzima telomerasi che è valso il premio Nobel della medicina nel 2009 e io mi sono infilato sulla scia di questa scoperta sviluppando gli aspetti immunologici e immunogenici. E quindi ho preso questo enzima e ho cercato di capire quali sono le parti di questo enzima che possono diventare immunogeniche nell'individuo non sano, non solo sano, ma anche l'individuo malato. Questo sembra semplice a parole, ma poi si scontra con processi che si sviluppano nel soggetto malato e che esistono fin da prima nei confronti di elementi del self, dell'organismo. Il sistema immunitario è stato programmato da madre natura per non rispondere agli antigeni, alle sostanze che sono del corpo stesso, processo che si chiama tolleranza immunologica, per cui diventa molto difficile immunizzare contro un antigene tumorale, mentre è molto semplice immunizzare contro il virus dell'influenza o il virus della poliomelite.
e lì si è giocata una partita importante e stavo giocando delle carte, diciamo, di primissimo rilievo, perché era una frontiera prima di tutto inesplorata e con un potenziale immenso. Dal momento in cui questo enzima è presente in tutte le cellule tumorali, poteva permettere di sviluppare l'equivalente del vaccino della poliomelite per i tumori. Qualsiasi tipo di tumore poteva essere aggredito dallo stesso tipo di meccanismo immunologico, cioè un vaccino contro il tumore poteva essere realizzato e in parte risultati positivi sono stati ottenuti, poi il lavoro si è interrotto e sono in procinto di riprenderlo con dei concetti nuovi, però mantenendo l'idea iniziale che nell'ottica di poter offrire al grande pubblico, non solo al pubblico eletto di alcune cliniche dei paesi sviluppati, ma nei centri tumore dei paesi sviluppati, in via di sviluppo e anche nei paesi poveri, un processo di vaccinazione antitumorale che non costi molto e che abbia i prerequisiti per essere efficace. E quindi questo è il mio impegno a lungo termine, è un processo che è iniziato 15 anni fa e che durerà ancora 15 anni, no? Questo è un soggetto. E l'altro soggetto... Magari anche 30 anni. Magari anche 30, magari non ne vedrò neanche il... No, ma per dare la possibilità a lei di scoprire tante cose nuove, non perché abbia il limite alla ricerca che sta facendo. Il mio impegno a portare avanti questo progetto esiste, e se poi il buon Dio mi fa... intendevo, se il buon Dio mi mantiene in vita per un periodo lungo, sicuramente Maurizio Zanetti terrà fede alle sue promesse. Nel frattempo abbiamo anche cominciato degli studi che sono venuti fuori per caso, per osservazioni minime che poi si sono trasformate in un grosso capitolo di ricerca, cercando di capire perché l'ambiente tumorale è così refrattario all'insulto immunologico. E questo è un capitolo che si è sviluppato contemporaneamente in diversi laboratori al mondo, e noi abbiamo offerto il nostro contributo scoprendo un meccanismo praticamente invisibile. C'è una parte di immaginazione in tutto questo, però stiamo arrivando anche alla definizione fisica del fenomeno, per cui una cellula tumorale che nel microambiente tumorale va incontro a pressioni sfavorevoli, tipo la mancanza di ossigeno, la mancanza di nutrienti, zucchero e proteine, soffre. E quindi in questo processo di sofferenza, per riabilitarsi, invoca un meccanismo di allerta o di stress che fa capo a certi organelli intracellulari che cominciano una cascata biochimica di fattori e di segnali, e noi stiamo studiando questi segnali, ma soprattutto stiamo studiando il processo attraverso il quale, come fosse un remote control, la cellula tumorale rilascia dei segnali che vanno a colpire le cellule del sistema immunitario e le trasforma rendendole inefficaci, non solo rendendole inefficaci, ma praticamente mettendole nella condizione al servizio della cellula tumorale. Quindi tutto lavora per il tumore. E finché uno non riesce a capire e a invertire la direzionalità di questi meccanismi perversi, sarà un po' difficile ottenere un successo pieno con le terapie immunologiche contro i tumori, non solo, anche con le terapie tradizionali, da chemioterapia, perché poi questi meccanismi sono meccanismi di base, antichi,
esistono nelle cellule del mammifero, esistono nei batteri, esistono nei lieviti, quindi è una riscoperta di un mondo che preesisteva. Professore, io con lei, vero professor dottor Buzzat, che parleremo col professore per tantissimo tempo, purtroppo i 30 minuti con Bruno Zanetti stanno scivolando via. Una promessa, professore, quando torna, se avesse un'altra mezz'oretta per raccontarci ancora questa sua passione, perché questa è passione, la ricerca che lei fa è passione. Noi abbiamo assistito a tanti tentativi di guarigioni tumorali truffaldine nell'arco degli ultimi anni, e sentendo parlare lei invece sembra tutta una cosa diversa. Lei parla col cuore, con l'anima, e parla con la coscienza e con la conoscenza. Perciò se sei d'accordo lo portiamo ancora. Sì, ma vorrei dire ai nostri videoascoltatori che il professor Zanetti, lo dico con orgoglio, ha ricevuto ieri il premio Civilitas, Civiltà nella Comunità, proprio per le ricerche che sta portando avanti, ma soprattutto è stato nominato dalla città di Conegliano suo ambasciatore scientifico nel mondo, e penso che sia un titolo, per quello che ci ha raccontato, per il modo in cui lo racconta. Vi dicevo prima, ieri ha affascinato la platea, ha affascinato gente che continua a mandarmi messaggi rivolti che dovrei trasmettere e girare al professore. Quindi volevo dirlo perché penso che la città debba sentirsi orgogliosa e inorgoglita anche di avere avuto ma di aver visto nascere, e se vogliamo crescere e poi anche diventare un pochino con orgoglio quel che è diventato il professor Zanetti. Io l'ho visto per la prima volta in occasione di una trasmissione televisiva dove lui raccontava, e ho sentito che era di Conegliano qualche anno fa, mica una cosa recente, e sono rimasto molto colpito perché non abbiamo solo il vino che va in giro per il mondo buono, abbiamo anche le menti eccelse che vanno in giro per il mondo. E ce ne sono tante. Ieri ne abbiamo visto il professore, abbiamo incontrato altri straordinari personaggi tipo Don Braido ed altri, insomma, quindi ecco, diamo 2 minuti, 1 minuto e mezzo al professore, perché siamo in chiusura, per chiudere questa eccezionale trasmissione con la sua presenza. Prima di tutto la promessa che ritorno. Ho promesso a mia figlia, che ha 16 anni, di portarla a Conegliano per Natale, quindi passeremo pochi giorni. Parla inglese o anche italiano? Parla tutte le lingue. Bene, allora la portiamo in trasmissione. Sì. E quindi la promessa per continuare questa conversazione esiste, anche perché penso sia mio dovere informare usando linguaggio semplice e comprensibile quello che sta succedendo nei laboratori dove la gente e nei centri di ricerca, dove la discussione è già 10 anni avanti, però non si capisce in che direzione stia andando, e la comunità in senso lato deve sapere quali sono le promesse del futuro. Troveremo la cura per il tumore o non la troviamo? Ci sono direzioni che promettono di più di altre. Smetteremo di usare la chemioterapia o di usarla nel modo in cui la usiamo. Certo. Sono i grandi quesiti del momento. Stiamo attraversando una rivoluzione, come ho accennato ieri, con il clonaggio e il sequenziamento del genoma umano. È stato possibile sviluppare strumentazione che in questo momento permette di sequenziare parti o tutto il genoma di un individuo con un costo irrisorio di $4.000. E quando è venuto fuori il primo sequenziamento del genoma umano, credo che sia costato $10 milioni. Adesso si fa, o comunque si può immaginare di farlo, su una base estesa, $4.000, €4.000 è una cifra che uno può
E da lì si ricavano un sacco di informazioni. Le faccio una domanda A bruciapelo. A bruciapelo. Matusalemme non soffriva di tumori perché ha vissuto tantissimi anni, allora non c'erano i tumori, si sono sviluppati dopo? È un po' così. Sì, ma la risposta potrebbe anche essere che il conto del tempo fosse diverso. Professore, io la ringrazio per aver accettato questo invito, il nostro invito, e la ringrazio per aver risposto positivamente all'invito per il periodo di Natale, quando lei ritornerà. Grazie infinite, grazie anche a te. Io prometto di seguirvi da Cipro. Ok, tu no, vabbè, tu non ci sei. Non ci sarò, io Beh, ma eventualmente ci segui, si ricordi, Veneto Globe, e noi siamo qui con voi. 30 minuti con Bruno. 30 minuti con Bruno Zanetti, finisce qui e vi dà appuntamento sabato prossimo. Avete ascoltato 30 minuti con Bruno Zanetti. Appuntamento a sabato prossimo.